Buongiorno, mi chiamo Giovanni Battista Rossi e faccio l'avvocato a Vicenza, sono un avvocato penalista. Oggi mi chiedete di parlare di quello che sarà il futuro del mondo della giustizia e dei problemi che dovrà affrontare, soprattutto dal punto di vista della riorganizzazione anche degli spazi. È chiaro che i tribunali, come sono per la maggior parte stati progettati e realizzati, oggi non possono più soddisfare le esigenze della salute pubblica di una popolazione e di un'utenza che dovrà confrontarsi per un lungo periodo con la convivenza con l'emergenza sanitaria. Sarà necessario rideterminare per il futuro già adesso gli spazi all'interno dei tribunali e soprattutto delle aule d'udienza. Questo riguarda sia l'attività di chi pratica il diritto civile sia di chi pratica il diritto penale. Soprattutto il problema sarà l'accesso dell'utenza, dovranno essere garantiti degli spazi che possano permettere a chi deve accedere agli uffici giudiziari di sostare alla giusta distanza in tranquillità, in sicurezza. E come tutti sappiamo, e questa è una problematica che dovrà essere affrontata anche nei nostri protocolli, il condizionamento interno veicola purtroppo il virus, come è accaduto anche per la Legionella. Quindi anche questi aspetti fondamentali dei servizi interni del Tribunale dovranno essere completamente rivisti per il futuro, ma per quanto riguarda l'immediato anche dovranno far parte di accordi e protocolli per l'accesso di tutti quanti. L'altro aspetto fondamentale, veramente drammatico in questi momenti, è quello della struttura delle carceri. Tutto parte da un problema ormai che si trascina da diversi anni, che è quello del sovraffollamento carcerario, che nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria sta diventando assolutamente un problema drammatico, perché è evidente che, come sono strutturate le carceri, giocoforza, questa disposizione finisce inevitabilmente per aumentare a dismisura il pericolo di trasmissione del virus. Se a ciò si aggiunge che c'è in Italia un problema di sovraffollamento carcerario che ha già trovato l'Italia assolutamente inadempiente e condannata per questo, non solo dalle associazioni internazionali e nazionali, umanitarie, ma anche dalla Corte di Strasburgo, si capisce subito che la situazione è assolutamente improcrastinabile. Da un lato quindi ci vorranno delle risorse e dei provvedimenti per alleviare la pressione umana all'interno delle carceri, ma un domani sicuramente dovranno essere ridefiniti assolutamente anche gli spazi comuni all'interno delle carceri e comunque un sistema di entrata nel carcere che preveda una situazione di isolamento temporaneo per tutti coloro che, e sono i cosiddetti nuovi giunti, devono entrare in carcere da fuori. Quindi anche in questo senso la problematica dell'architettura penitenziaria sarà uno dei problemi principali da affrontare per il prossimo futuro.